Ci dici tu po'? Sono robe che non si possono nascondere. Natascia, aspetta bambino! Ma ci dici tu po'? Non sono niente sposato. Si approfitta per far dar santo del frutto alla frutta che resterà. Siete d'accordo? Sì. Onorati? Ci facciamo un brindisi per queste liubitate in esclusive? Sì. Un glacut? Sì. Ben franco, non varesi mai pensare che... Invece, vede com'è la vita. Spero che anche suo marito sia d'accordo. Ma non ti puoi sgarantire, sa tu, ultimamente, io e lui... Sai, mi ha parlato a lungo, si è confidato. Tutto quello che lei pensa è sbagliato. La gente è maligna perché lo vede sempre sorridente e disponibile. Invidia pura la sua famiglia, è l'unico scopo della sua vita. Venderebbe tutto piuttosto che perdere. Che mi crede a me che suo marito ha il fullarsi di su un col gran come le bombe. Oh! Mi ha garantissimo. Ma sei tu? Chi sta in un funerale? Chiamare Enrico 800 come presidente per ringraziarlo nuovamente perché per noi venire a Verona è stato veramente un'emozione. Tra l'altro mentre sale speriamo veramente, ci proponiamo di riportarvi anche l'altro spettacolo quando Ettore si sentirà in forma, ci vorrà un po' perché anche se lui lo farebbe domani, ma portare uno spettacolo in italiano così per ripromuoverci. Ricordo di una bella serata, lasciamo questo nostro presente al Focolare Furlan nella persona del Presidente, veramente con onore e con estremo piacere. Quindi, portate via il ricordo del nostro club. non siamo messi d'accordo, eh? No, assolutamente. Ecco, con tante e anche naturalmente la bandiera del Friuli che Portiamo bene, grazie, complimenti, siete stati veramente. Io ringrazio i miei della compagnia che sono dietro, che voi non vedete, ringrazio chi ha fatto le luci, anche una persona, anche quello è in ospedale, ma non è che siamo ospedali, è capitato così in sostanza, quindi siamo un po' acciaccati. Faccio un altro ringraziamento e lo chiamo sul palco, Attilio, perché ci ha dato veramente una mano, eccolo qua, sta insistendo. Attilio, che è originario di Travesio, e c'è una persona fra di noi che non si vuole mai far vedere, ma stasera gliel'ho estorto, mi ha promesso, è la maestra Gina, che dirà lei qualcosa. No, dico 5 venerdì. Io mi sono La carrozza per tirare i cavalli. Ah, è quello! Il tavolo
Porterete le foto a casa e diranno, ma quello lì chi è? C'è bisogno di butta dentro. Adesso voglio vedere come bevi. Bravo, che polso. Annunciazione, annunciazione. Al Focolare e alla vostra compagnia. Per i focolari, pip! Urrà! Pip, pip! Urrà!